dal nord Italia, quindi come vedete ciò che io da sempre dico di stare attenti, di utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale, la distanza di sicurezza e di igienizzarsi le mani è una cosa che bisogna continuare a fare. Siamo in un momento in cui dobbiamo convivere con il virus. La signora è rientrata nel nostro comune in un momento in cui vigevano le precedenti disposizioni, quindi ha fatto 14 giorni di quarantena e ha fatto il tampone e oggi ne siamo venuti a conoscenza del risultato. Tutti coloro che arrivano nel nostro territorio dopo il giorno 3 giugno non hanno questo obbligo, quindi arriveranno nel nostro comune e faranno vita sociale, anche se una mia ordinanza gli impone di comunicare la loro presenza nel nostro comune e l'amministrazione valuterà in base la provenienza, quindi se sono aree soggette a rischio, di fare un esame serologico. Però questo non ci preserva dal contagio del virus, perché come voi sapete, anche se è un atteggiamento che il Comune Raffadali sta portando avanti, non viene seguito da altri comuni, per cui poi la sera quando i ragazzi si riuniscono a San Leone o in altre località possono contrarre il virus perché è presente in mezzo a noi. Io l'ho sempre detto, le uniche cose che ci possono salvaguardare sono i dispositivi di protezione individuale che vanno usati con accuratezza, sono la mascherina, bisogna utilizzare sicuramente la distanza di sicurezza, quindi allontanare le persone quando sono vicine a noi e igienizzarsi spesso le mani. Ennesima auto contromano lungo la strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta, che peraltro è fuggita dopo aver causato un incidente. Appena centrata una Fiat Punto, la vettura si è allontanata rapidamente senza neanche prestare soccorso nei pressi della rotonda San Pietro, in territorio di Agrigento, innanzi al distributore di carburante. Nello stesso luogo in passato si sono registrati altri incidenti stradali e ancora auto contromano sono state segnalate anche nei pressi del viadotto Rocca Daniele, al bivio per Favara Aragona Caldare e ancora più avanti fra Racalmuto e Canicatì. Alcuni degli automobilisti disattenti sono stati sanzionati dalla polizia stradale. Il Comitato Azione Civile Italia Viva Agrigento Oltre, coordinato da Maurizio Saglia, ha diffuso un intervento tramite cui si rammentano le risorse finanziarie a disposizione a contenimento della crisi economica provocata dall'emergenza Covid e si invitano i comuni a sfruttarle. Maurizio Saglia, tra l'altro, afferma: sono oltre 300 miliardi le somme che potrebbero cambiare l'Italia tra interventi in deficit e fondi europei. 75 miliardi saranno disponibili grazie alle 2 manovre Cura Italia del governo, 172 miliardi arriveranno dal Recovery Fund e altri per 100 miliardi giungeranno dalle diverse linee di credito come il MES, BEI e SURE, strumenti già approvati dal Consiglio europeo. I comuni dovrebbero dotarsi di una strategia, di un piano di sviluppo urbano sostenibile. Anche l'Unione dei Comuni dell'area interna Terre Sicane potrebbe risultare un modello importante per attrarre parte delle ingenti risorse economiche che arriveranno. Pertanto è fondamentale che i comuni che non l'abbiano ancora fatto si attrezzino, indichino le direttrici, le visioni future del territorio, realizzino progetti esecutivi perché le risorse economiche altrimenti non arriveranno. Il Consiglio Comunale di Grotte ha approvato lo schema di statuto della Costituenda, azienda speciale consortile che gestirà il servizio idrico. In proposito il sindaco Alfonso Provvidenza e il presidente del Consiglio Comunale Angelo Carlisi commentano: si tratta di un passo avanti importante verso il ritorno all'acqua pubblica in provincia di Agrigento, ma c'è ancora molto da lavorare. Aspettiamo adesso l'approvazione da parte degli altri consigli comunali al fine di accelerare l'addio a Girgenti Acque. Del resto, le finalità dell'azienda speciale consortile sono chiare: l'equilibrio dei costi e benefici ecologici e sociali connessi al servizio idrico integrato e la promozione e sviluppo di pratiche di buon governo della risorsa idrica. Tuttavia, è necessario fare un ragionamento più ampio ed intervenire a livello di sistema, con riferimento agli aspetti normativi regionali, ma soprattutto con riguardo ai costi dell'approvvigionamento idrico.
La simbiosi tra Banca d'Italia di Agrigento e università, connubio straordinario, come occasione di formazione per la classe dirigente. Un seminario si è svolto con la partecipazione del direttore della Banca d'Italia, Sergio Attard, con il direttore Orazio D'Amico dell'ufficio di vigilanza sede di Palermo, il rettore vicario di Palermo, professor Fabio Mazzola, il coordinatore del corso Enzo Scannella, il delegato coordinatore del corso Marco Ruisi e il dottor Gioe Messina di Agrigento, consigliere della Banca d'Italia di Agrigento. Ascoltiamo in proposito il professor Giacomo Minio, docente di economia all'Università di Palermo, al microfono di Luisa Miccichè. È un momento importante perché devo dirle, noi stiamo come università puntando moltissimo su questo corso di laurea nel territorio e si sta con i professori Scannelli e Ruisi insieme cercando di creare tutta l'architrave dei collegamenti con quelle imprese nelle quali vi sono degli imprenditori illuminati, coloro i quali cioè fanno ricerca scientifica e tecnologica, innovazioni di processo e di prodotto, sono presenti sui mercati internazionali, hanno le aziende con certificazioni importanti di qualità di prodotto, eccetera. Quindi è una scommessa importante per il nostro territorio creare questo ponte che in effetti è sempre mancato nelle università meridionali e siciliane in particolare fra mondo dell'impresa e mondo appunto dell'università dove ci sono le nostre fulgide intelligenze dei giovani studenti. Il corso di economia ad Agrigento è importante, ma è importante l'università tutta, almeno per 4 elementi. Il primo è la capacità che si ha in questa maniera di poter alimentare il capitale culturale e quindi arricchire il capitale culturale del nostro territorio. L'insistenza dell'università nel territorio agisce anche da attrattore di altre intelligenze, di studiosi, di docenti, di esperti, di scienziati che in un territorio così possono creare delle sinergie, delle feconde forme di collaborazione con appunto il territorio stesso. Un altro elemento importante è il blocco dei flussi finanziari delle famiglie che qui lavorano e qui quindi producono i flussi finanziari e che viceversa andrebbero all'esterno, quindi in altre città lì dove vanno consumati. Invece possono essere così in qualche modo investiti nel nostro stesso territorio e creare un effetto moltiplicatore. Quindi i giovani che studiano nel nostro territorio stesso arricchiscono anche economicamente il territorio. In ultimo mi permette anche di dire da economista, dove pensarci, il capitale immobiliare, quindi gli appartamenti chiusi, così come tutto il settore poi anche dei consumi, chiaramente avrebbero un grande vantaggio all'interno del nostro territorio nel momento in cui si viene a sviluppare questo filone appunto dell'università che proprio quest'anno ha visto, come dicevo, il primo anno del corso di economia aziendale in Agrigento.